Governatore Federica, quanto è importante il BSBF per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia in generale, anche all'indomani dell'importante riconoscimento ottenuto sul versante del progetto dell'Hydrogen Valley? Beh, decisamente è quello che si svolgerà a Trieste nel 2024, questo Business Forum legato alla grande scienza, è un evento di carattere mondiale che è un'opportunità per il sistema paese. Trieste ne sarà la capitale, come ne è stata la capitale, penso, durante Trieste, capitale europea della scienza, e come deve continuare ad esserlo nell'attività quotidiana e nello sviluppo della ricerca e della ricerca applicata a servizio dell'Europa e del sistema Italia. Su questo devo dire grandi realtà di carattere globale stanno guardando con grande attenzione la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, e anche questi eventi contribuiscono alla nostra conoscibilità e a far conoscere il nostro sistema di ricerca scientifico. Inoltre è un grande collegamento con quei paesi al confine dell'Europa che possono guardare al Friuli Venezia Giulia e a Trieste come punto di approdo anche per quella diplomazia scientifica fondamentale nella tenuta dei rapporti, soprattutto visto la situazione globale di tensione che sta vivendo il mondo intero.